Cristina Marinkovic aveva fornito alla polizia almeno un centinaio di alias in occasione delle sue frequenti denunce in ogni angolo d'Italia. Lei è una zingara di etnia rom specializzata nei furti in appartamento, oltre una decina per un migliaio di euro di controvalore, quelli commessi a Trieste negli ultimi anni. La giovane, nata in Croazia ma che faceva base in alcuni campi nomadi del Veneto, era sempre riuscita a far perdere le proprie tracce dopo aver passato qualche giorno in carcere in diversi penitenziari del nord-est. Ieri pomeriggio, mentre stava preparando l'ennesimo raid tra appartamenti di lusso nel centro storico di Venezia, è stata bloccata dalla polizia assieme a una complice. Oltre alla denuncia per il possesso di un cacciavite, attrezzo con cui era solita scassinare le porte, è scattato anche l'immediato arresto, visto che la ventenne, darne un'età più precisa è impossibile, aveva sul capo una condanna complessiva da scontare pari a 11 anni e 3 mesi di carcere, frutto delle condanne emesse dai tribunali di Trieste, Treviso, Venezia e Roma. La sua tecnica d'azione era sempre la stessa: arrivava nella nostra città in treno, scendeva alla stazione centrale e prendeva di mira le abitazioni del Borgo Teresiano e della zona adiacente al tribunale, spostandosi talvolta anche nella zona di via Commerciale, dove puntava il colpo grosso nelle villette della Trieste Bene. Non si limitava a portar via denaro e gioielli, ma arraffava qualsiasi oggetto di valore. Ieri, quando è stata arrestata in Laguna, ha detto di essere incinta di 4 mesi, un fatto ancora tutto da appurare, che però non gli ha evitato l'immediata reclusione nella casa circondariale della Giudecca.